Come ha visto la partita dalla panchina? È stata una partita bella tra la prima e la seconda, ben giocata, con agonismo, con tecnica, con tattica. Sono riusciti loro a far gol nell'occasione diciamo meno importante di quelle che hanno avuto, e il nostro rammarico è che ne abbiamo avuto diverse anche noi per poter arrivare al pareggio facendo un ottimo secondo tempo. Insomma, si sa, in queste partite equilibrate poi decide l'episodio. All'andata aveva deciso a favore nostro, oggi a favore loro. Complimenti ai miei e complimenti a loro per la partita che è venuta fuori. Gli è mancato solo il gol. Ma sì, noi poi tra l'altro purtroppo quest'anno ogni volta che giochiamo contro quelle di alta classifica ce ne mancano sempre 3 o 4 di quelli anche importanti, però sono contento perché i nostri ragazzotti, i 2001 che hanno giocato, ne hanno giocati 2, hanno fatto veramente bene e quindi hanno dimostrato di poterci stare. Una bella vittoria. Beh, sicuramente, perché comunque ci regala il primo posto in classifica, una vittoria venuta con una partita difficile perché loro sono un'ottima squadra, una partita dove ci ha visto il primo tempo fare un'ottima prestazione anche a livello di gioco, forse nel secondo tempo loro sono cresciuti e noi ci siamo un pochettino abbassati come metri in mezzo al campo e ovviamente abbiamo dovuto difenderci, l'abbiamo fatto con la nostra forza, con determinazione e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria importantissima. Un campionato che è molto battagliato alle prime poste delle poste della classifica. Sì, è molto avvincente, secondo me anche molto divertente perché comunque ci stiamo continuamente risorpassando tra varie squadre. Qualche domenica fa era primo Riva Samba, poi siamo andati primi noi, poi di nuovo adesso l'Albaro, poi di nuovo noi, quindi dimostrazione che è un campionato molto equilibrato là davanti e dove le tante partite a disposizione possono dire ancora tanto su chi alla fine poi riuscirà a spuntarla.